Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme ad Inicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com. Buongiorno e ben trovati, nuovo appuntamento con Buongiorno 131, ultima puntata della settimana, puntata del giovedì dedicata alla preparazione della prossima sfida del Cagliari che sarà domenica, ricordiamo, alle 20:45 contro il Torino all'Unipol Domus. Andremo a parlare con Giuseppe Boi come primo ospite sul Focus Cagliari, un po' come si sta preparando la squadra e anche un po' sul futuro, e poi come secondo ospite, come di consueto, avremo Giacomo Morandin, inviato del Torino per Torozon, dove andremo un po' a ragionare anche su quello che sarà il prossimo avversario del Cagliari, un Torino che sicuramente si è ripreso con l'arrivo di D'Aversa, un Torino che non ha più niente da chiedere al campionato, però c'è sempre quella quota 50, il Torino ha 44 punti, giocherà contro il Cagliari domenica e poi nell'ultima giornata avrà il derby contro la Juventus, quindi da quel che ho letto, che ho sentito anche con i colleghi, l'obiettivo è appunto arrivare a questi 50. Ciao Nico, ben trovato. Eccolo Matte. Oggi la giornata è iniziata con lo stesso Todemo di quando apro le informazioni del Cagliari. Allora rimani con noi così ti facciamo ridere. Pensa anche alla partita che hai fatto lunedì. Ti posso dare, dai, il 6 te lo do di stima. Scherzo ovviamente. Ciao Traccada. Quindi andiamo un po' a ragionare su quello che sarà la sfida tra Cagliari e Torino domenica, ma vorrei fare anche un piccolo appunto su quello che sta succedendo. Per fortuna il Cagliari sa già quando giocherà, però tutto quello che sta succedendo relativo anche al derby di Roma, questo fa un po' anche capire come certe volte l'organizzazione dovrebbe essere un po' più approfondita, perché è assurdo oggi, che è giovedì 14 maggio, che non si sappia ancora effettivamente quando giocherà parte delle 10 gare della 37esima giornata. Ma vado che... Eccolo qua, buongiorno. Ti ho mutato. Perché Buongiorno. mi hai mutato? Così. Scherzone del giovedì. Ciao Andrea, ben trovato. Di diverso rispetto al solito. Esatto. Come va? Tutto a posto? Sporchissimi, ma sporchi, questo è un problema, lo so. Una roba impensabile. Io non so nemmeno avvicinarli. Mamma mia, i miei occhiali o i tuoi, scusa? Non ho capito. No, i miei sono clamorosi. Clamorosi da quanto fanno lo schifo? Sì, secondo me sì. Secondo me sì, però vabbè, non voglio... Allora, ecco Snoopy, ben trovato, grazie mille. Hai novità su quando si gioca? Sì, guarda. Vabbè. È un po' sì, vabbè, dai. Io questi faretti? Guarda che stanno chiamando qualcuno sotto casa tua, ma... No, è da te. No, da te. No, non è da me, è da te. È da te, caro. Da me c'è l'ambulanza, guarda. Esatto, da te c'è c'è la finestra aperta che c'è un po' di caldo. Qua sopra, in montagna, c'è un po' di caldo. In montagna? Sì, in montagna. La vista dall'alto della casa. Esatto. Buongiorno Roby, ben trovata. Dicevo, tu hai novità su quando si giocheranno le 5 partite della 37esima giornata? Perché... L'anno prossimo. Direttamente l'anno prossimo hanno deciso così.
hanno chiesto all'UEFA di poter mandare tutte le squadre a prescindere in Champions, stanno tentando anche questo. Stiamo assistendo a cose talmente folli che mi potrei veramente aspettare anche una cosa del genere, intendiamoci. Ma tu hai sentito l'intervista ieri a De Siervo? No, il calcio minore non lo seguo. No, allora, bellissimo. Allora, ha fatto 2 battute, ma lui era convinto. Non ci aspettavamo la Lazio che arrivasse in finale di Coppa Italia. Ma cosa c'entra? La finale di domenica. So che tanti italiani vorranno vedere la gara di Sinner, che non è ancora in finale. Sì, un genio del male, veramente. Vabbè, io ieri ne parlavo anche con Roberta ieri notte oramai, perché quando stava giocando la partita tra Darderi e Hodar, interrotta, non lo so, io ho spento, a un certo punto me ne sono andato a letto. Interrotta per fumogeni. Esatto. No, ma aspetta, non erano i fumogeni dei tifosi, erano i fumogeni della... No, i fuochi d'artificio. Fuochi d'artificio. Incredibile. Fuochi d'artificio. Guarda, la partita è durata 3 ore, quindi non oso immaginare a che ora sia... E io ho lasciato... Lui aveva vinto il primo set. Esatto. E che era tipo l'1-20. Sì. Più o meno. E poi stavo a letto. Comunque alla fine ha vinto. Quindi vinto, questa è la cosa più importante, è questa. Perfetto, Il buon alle 2 ci dice il Robby. Leggero. Darderi, che io avevo visto giocare a Cagliari, tra l'altro nel 2024 insieme a Musetti. Era uno degli italiani presenti al Sardegna Open 2024 e oggi è il numero 20 del mondo, quindi insomma magari anche Cadenasso e Arnaldi, che abbiamo visto e tifato nell'edizione di quest'anno. Uno sicuramente può crescere, che è Cadenasso, l'altro Arnaldi può tornare a un ranking che gli compete, ecco, perché in questo momento è lontano dalle prime posizioni visti gli infortuni, però insomma ci sta. Questo è. Ruby dice anche meglio quella di Sarri, anche le fermo, giusto, le fermazioni di Sarri. Se si gioca domenica a mezzogiorno e mezzo non mi presento. Invito Lotito a non presentare la squadra, bellissimo. Va bene. Questo in diretta. Stiamo vedendo tutto, ma stiamo vedendo di tutto. Ma ci dobbiamo davvero stupire di queste parole, di queste dichiarazioni. Io sinceramente davvero non mi stupisce più nulla. Io devo ancora fare quello step, Fra, assolutamente. Grazie mille, Ste, grazie davvero. Grande Ste. Dopo la giornata in magra ieri recuperiamo questi ragazzi, solo un ragazzo, l'altro un po' meno, se lo meritano sempre i numeri 1. Grazie. Vabbè, l'altro è il numero 2, cosa ti devo dire? Cioè, l'anziano. Vabbè. Allora, andiamo un po' sul discorso, stavo un po' spiegando chi erano gli ospiti oggi sulla presentazione di Cagliari-Torino, che sicuramente sarà domenica alle 20:45, questo è sicuramente una buona notizia, visto quello che ci siamo detti tempo fa. Ti chiedo, Mina ancora indifferenziato, secondo te è tutto normale? Sappiamo che Mina magari inizierà a allenarsi 2 giorni prima della partita e poi magari sarà regolarmente in campo. Lo so che punto su questa Tarlo, però è importante avere Mina contro il Torino. Per me recupera. Per me alla fine recupera e gioca. Secondo me. Ci sta. Anche perché ho letto nel report Deiola ancora indifferenziato, lui era convocato, è ovvio che Deiola comunque non è al 100%, questo è un dato di fatto. Diciamo che si sta trascinando la stagione, non è stato un anno fortunato da questo punto di vista da parte di Deiola a livello fisico. No, per niente. Ha avuto 4 infortuni, sono tanti. Non ricordo un anno di così tante assenze per Deiola, che anzi ha sempre fatto della fisicità e anche dell'affidabilità fisica, uno dei suoi dei suoi punti di forza, però è andata così quest'anno. Adesso secondo me ci sarà da interrogarsi tanto
tanto sulla gestione della parte atletica. Non lo so. Credo che ci saranno comunque anche dei cambiamenti a livello di programma. Parliamo del ritiro, no? Ieri la Samp ha ufficializzato l'amichevole con il Cagliari del 23 luglio, il che significa che anzi ha ufficializzato anche le date del proprio ritiro, che sarà lì a Ponte di Legno e Temu, esattamente la stessa sede dove c'era il Cagliari l'anno scorso, dove dovrebbe esserci il Cagliari anche quest'anno. Non abbiamo ufficialità, ma insomma dovrebbe essere abbastanza scontato. Dovrebbero però esserci, anzi ci saranno sicuramente dei cambi rispetto al programma, rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso, vi ricorderete, il Cagliari era salito in Lombardia il 12, mi pare, o l'11 o il 12 luglio. 12 luglio, io mi ricordo 12 luglio come data. Ripartendo il 22, Sì. il 22 andarono poi a Linz in Austria per giocare con il Galatasaray. Se che era nato Matteo. No, Matteo era nato ad Hannover, che era la settimana no, era l'altra, successiva. Vero. E quindi questa partita il 23 con la Samp, che starà nei giorni che l'anno scorso sono stati occupati dal Cagliari, significa che il Cagliari andrà dopo. Cioè fanno lo switch. L'anno scorso avevano fatto lo switch. Esatto, avevano fatto lo switch l'anno scorso col Cagliari che lasciava il posto alla Samp. Quest'anno ci sarà il contrario, quindi la Samp che lascia posto al Cagliari, e si gioca il 23 così che la Samp possa ripartire. Il Cagliari verosimilmente immagino che arriverà il giorno prima, credo, anche perché insomma chi è stato a Temu si ricorderà che c'è un solo campo, è la palestra, quindi non c'è la possibilità di una coabitazione da quel punto di vista. Quindi se fanno come fanno l'anno scorso, magari appunto l'anno scorso mi ricordo il Cagliari si allenò il 22 sera, ma già il 22 pomeriggio stavano allestendo per la Samp. Mi ricordo il camioncino della Samp, mi ricordo quella foto. No, c'era non il camioncino, c'era il container. Esatto, il container che poi era lo store praticamente, dove vendevano magliette e quant'altro. E quest'anno verosimilmente ci sarà il cambio. Quindi tutto questo per dire che ci si attende una settimana di lavoro qui ad Assemini, credo, ipotizzo. Beh, anche perché tutte ipotesi, cioè non prendetele come dati, perché non sono dati, sono ipotesi su cui stiamo ragionando. Anche perché il campionato inizia il 23 agosto, 22-23 agosto. Esatto. Quindi un mese prima, 23 luglio. Esatto. Comunque abbiamolo Giuseppe, esatto, che farei entrare subito. Eccolo qua, lo mettiamo anche in mezzo. Ciao Giuseppe. Bonjour monsieur. Bonjour. Come siamo ai lati? Ma perché se mettiamo Luca al centro, Giuseppe diventa un problema. Lo schiacciamo. Lo schiacciamo, quindi bisogna che ci arrangiamo così, perché se no diventa Io di solito sono sempre ai lati, in aereo, in tribuna stampa, sempre le Basta, non ci interessano questi dettagli, non ci interessano. Come stai Giuseppe? Parliamo di cose abbastanza bene, voi? Oh, questa è la cosa che ci interessa di più. Stavi dicendo, state già iniziando a parlare? State già iniziando a organizzare l'estate? No. I viaggi? In realtà non ancora. Ci siamo quasi, però diciamo che stiamo aspettando le ultime notizie per poterlo fare. No, più che altro era il tema nasce dall'argomento degli infortuni, no? E quindi dicevo che sicuramente ci sarà ci saranno valutazioni diverse anche rispetto all'anno scorso, e portando come notizia certa il fatto che la Samp farà il suo ritiro precampionato nel periodo in cui l'anno scorso c'è stato il Cagliari, a Ponte di Legno e Temu. Verosimilmente, insomma, dubito che il Cagliari inizi il 20, ecco, il 20 di luglio, quindi verosimilmente ci sarà una settimana o comunque un periodo di lavoro, di primo lavoro qui ad Assemini, un po' come fece, vi ricordate, Nicola, no? Esatto.
anche Ranieri. Anche Ranieri. Insomma, gli ultimi 2 anni venne fatto così, e quindi chissà che anche questo poi non incida a livello di preparazione. Non sono un tecnico, quindi lo dico sempre, ignoro completamente ogni tipo di teoria e di pratica anche della preparazione atletica, quindi non lo so, mi limito ad analizzare. Il contesto cambia, quindi magari cambierà anche il tipo di lavoro, e aggiungo probabilmente anche in base all'alto numero di infortuni di quest'anno. Leggevo prima la domanda su Vietesca, che è tornato a Cagliari perché il Kocaelispor ha risolto anticipatamente il prestito che prevedeva l'obbligo di riscatto in caso di salvezza, ma il giocatore credo che abbia fatto una partita, 22 minuti esattamente. Esatto, Sì. E poi si è rotto anche lui il crociato. Credo che abbiano trovato una soluzione anche all'interno delle varie clausole del contratto per poterlo risolvere, e quindi il Cagliari si ritrova un giocatore che probabilmente pensava di aver già sistemato, se lo ritrova nuovamente, non per quest'anno ovviamente, ma per la prossima stagione, in rosa, e quindi, visto che tanto ce l'hai, tanto vale farlo lavorare, no? Farlo lavorare alla Semini. Il che non vuol dire ovviamente che l'anno prossimo Vietesca resterà, bla 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 bla. No, Sì, quindi come al solito non saltiamo a conclusioni affrettate, limitiamoci ad analizzare il dato, e il dato è questo, che è tornato a Cagliari per allenarsi qui e riprendere il percorso cosiddetto di riatletizzazione. Va bene? C'è anche, diciamo, anche il discorso. C'è anche, diciamo, un dovere da parte della società proprietaria del cartellino di curare, tra virgolette, il calciatore, cioè è stato sfortunatissimo il polacco quest'anno, quindi era chiaro che sarebbe tornato, ed era chiaro che il Cagliari doveva accoglierlo, ma tanta sfortuna anche da questo punto di vista. Gli infortuni perseguitano anche per i giocatori che sono in prestito. Se ci pensi, Giuseppe, è il quarto crociato di un giocatore del Cagliari, anche se non si è fatto male a Cagliari, però è uno che ha fatto tutta la preparazione a Cagliari, ha fatto tutto il lavoro prestagionale a Cagliari, quindi comunque lo possiamo dire. Il quarto crociato di una stagione veramente disgraziata in casa a Cagliari, quindi anche questo sicuramente incide. Di Leonardo? Mi dica, io vado subito, Giuseppe. Entro a gamba tesa sulla parità di domenica. Come ogni buon... ecco, il Cagliari fa parte di quelle squadre che è sicuro di giocare alle 20:45. Fortunate, tra le squadre fortunate. Esatto. In casa, voi. Io non so ancora se pranzo a casa domenica, cosa succede, cioè se devo portarmi il panino a mezzogiorno, oppure riesco a mangiare subito dopo perché le 2 siamo già fuori, ecco. Una barzelletta. Io preparerei 4 tipi di pasti diversi, cioè, li prepari da prima, poi eventualmente, no, a seconda di come si mette la giornata. No. È vero, anzi, al di là del discorso relativo a quello che sta succedendo, perché ne abbiamo parlato già prima, ma va da sé che oggi si saprà sicuramente una data, anche perché oggi è già giovedì. Ti chiedo che cosa ti aspetti dalla partita di domenica da parte del Cagliari, al di là del punto che serve per l'aritmetica salvezza, o comunque Lecce e Cremonese non vanno a vincere. Cosa ti aspetti rispetto alla partita con l'Udinese? Perché la partita con l'Udinese il Cagliari l'ha anche giocata, ha fatto un buon primo tempo, secondo tempo ripartenze udinese letali, però il Torino è una squadra diversa, meno fisica rispetto all'Udinese, però con D'Aversa ha trovato quasi una media Champions, perché in casa ha una media di 2 punti a partita, quindi un Torino diverso rispetto all'andata. Nelle ultime 5 partite in casa ha fatto 13 punti, è una media altissima, molto più dei 2. Che partita mi attendo? È un fastidio, obiettivamente, è un fastidio che la matematica impone. Difficile pensare a un Torino con il coltello tra i denti, però dipenderà molto da che Cagliari scenderà in campo. L'ambiente ha sicuramente bisogno di una vittoria ben pesante, di una vittoria a tutto tondo. Il Cagliari è in grado di darla in questo momento. Anche il Cagliari, secondo me, c'ha già la testa completamente alla
prossima fase, che è quella del calciomercato, che è quella del cambio societario e tutto il resto. È una partita difficile che contro una squadra che, come giustamente hai detto tu, con D'Aversa ha trovato soprattutto compattezza. Si è ricompattata, ha chiuso i ranghi, fa questo 3-4-1-2 molto stretto, come l'Udinese è squadra che, senza la fisicità, come giustamente hai sottolineato tu, è squadra che gioca meglio quando si difende e poi riparte. Ha un Simeone in buona forma, ha Zapata dietro che sta tornando, Vlasic potrebbe anche partire titolare. Potrebbe anche partire titolare, sì. Vlasic è un signore che comunque il pallone lo sa toccare bene. Poi c'ha 2 giocatori che a me fanno impazzire. Mi piace tantissimo Obrador. Vlasic, giusto? Sì, all'andata, sì. Certo, sì. Poi ha 2 giocatori che a me fanno impazzire Obrador a sinistra e Pedersen a destra, per i quali fare carte false, soprattutto per Pedersen. È una partita difficile, ma come tutte queste ultime partite dipenderà molto dalla testa dei giocatori, più anche delle scelte di Pisagane. Io ho un giudizio sull'Udinese che è leggermente diverso, cioè concordo con voi che c'è stato un primo tempo, però in quel primo tempo non c'era neanche l'Udinese, secondo me. Mi ricorda più la partita con l'Inter o la partita con il Sassuolo. Una squadra che ha giochicchiato nel primo tempo, poi nel secondo tempo ha chiuso la partita con un colpo, perché la partita di fatto finisce con il primo gol dell'Udinese, secondo me. Però ecco, fa parte, cioè è la tipica partita di fine stagione, ripeto, il Cagliari ha questo fastidio di dover raggiungere la matematica, ma questo campionato è già in archivio fondamentalmente. Ci sta. Ti aspetti Pratti titolare? Secondo me sì, ho questo dubbio che verrà mostrato ai suoi prossimi tifosi, ecco, perché non penso che il Torino riscatterà Prati. Sì, ma me l'aspetto titolare. Poi nell'ultimo periodo non ha fatto neanche male con il Sassuolo, è stata una delle migliori partite che ha giocato Prati in maglia granata. Suo, se non mi sbaglio, l'assist per il pareggio di Simeone, ecco. Non ne sono sicuro, sto andando a mente. Non so se a livello fantacalcio no, però c'era il passaggio, c'era l'azione comunque condotta da lui. Sicuramente è la migliore partita che secondo me ha fatto col Sassuolo, è vero. Sono confermo. È un ragazzo che non riesce a sbocciare, ha fatto questa esperienza anche a Torino e non sembra essere un'esperienza positiva. Poi bisogna vedere, le vie del mercato sono infinite e quest'anno ancora di più, secondo me. Ci sta. Sì, c'è da capire sicuramente anche che Torino verrà a Cagliari. Io sinceramente, come hai detto tu, non penso che verranno per giocare alla morte, però è una squadra... Intanto c'è da vendicare la sconfitta dell'andata, che non so quanto sia stata digerita dal Torino. È vero che stiamo parlando di una partita completamente diversa, perché abbiamo visto prima le immagini della gara d'andata. In panchina c'era Baroni, Prati giocava col Cagliari, c'era Kilixoi che oramai è un desaparecido da settimane, cioè praticamente un'altra squadra, un'altra storia, ecco, completamente diversa, un po' come era stato anche Udinese e Cagliari dell'andata, no? Perché chiaramente tanti elementi diversi tra l'una e l'altra. Anch'io sono d'accordo con quello che dice Giuseppe, cioè ve l'ho detto anche ieri, nei giorni scorsi, mi sembra il Cagliari una squadra che ha già staccato la spina, cioè che non vede l'ora veramente di staccarla del tutto, ma l'ha già quasi estratta a metà, ecco, manca l'ultimo colpetto per tirarla fuori dalla presa, perché comunque è stata una stagione stressante, cioè al di là di tutto, è stata una stagione stressante per tutti. Adesso ragioniamoci, non è ancora tempo ovviamente di bilanci definitivi, ma pseudo definitivi. C'è una stagione intanto è iniziata presto, e comunque appunto è iniziata dal 10 luglio, quello che è, e subito con la preparazione in montagna, quindi una roba diversa rispetto alle ultime stagioni precedenti. E poi sempre costantemente dubbi, sempre tante domande, mai potersi fidare di questa squadra da parte dei tifosi, da parte della stampa, da parte della stessa allenatore per certi aspetti. Cioè
è stata una stagione usurante, e gli infortuni, e la mancanza di continuità e di costanza. Poi è vero, rispetto all'altra, cioè alla precedente, a quella di Nicola, per me questa comunque lascia molti più ricordi positivi, cioè le vittorie contro le grandi, la dimostrazione che questa squadra, se vuole, può effettivamente essere una squadra di livello superiore rispetto a quello che dimostra la classifica, però allo stesso tempo è anche la stagione di Pisa, è la stagione della partita con Lecce, è la stagione dei tanti primi tempi bruciati, aiutatemi, la stagione di Verona fino al 75esimo. Cioè è vero che ci sono Juve, Roma, Fiorentina, Verona al ritorno, Atalanta, però ci sono anche, no? Cioè se ci pensate è una stagione con poco medio, poca zona media. Se l'anno scorso era stata una stagione invece con tante fasce medie, diciamo così, nel campionato, in quel caso non riusciva a saltare, però alla fine non crollava neanche mai, no? A parte quella fase, quel dicembre nero, con solo sconfitte, però devo essere sincero, quest'anno me lo ricorderò come un anno stressante, bello per certi versi, però io per dire, quest'anno pensavo di stressarmi meno personalmente, no? Non andando allo stadio, facendo solo qualche trasfertina così, quelle volute, ok, quelle desiderate. Sono stressato quasi più dell'anno scorso tra una cosa e l'altra. L'unico vantaggio è che appena finivano le dirette potevo uscire invece che dover stare a aeroporti e quant'altro. Però per il resto a livello di stress mentale è stato lo stesso. E secondo me, se lo chiediamo a tutti coloro che ci stanno seguendo e che ci hanno seguito durante tutto l'anno a partire da Ponte di Legno, secondo me è un sentimento condiviso. Cioè effettivamente anche una stagione perché stressante. Anche perché non so se l'avete notato anche voi, ma c'è stata anche molta più attenzione e partecipazione da parte dei tifosi rispetto al passato. Quasi un attaccamento, il sogno che stia nascendo qualcosa, ci sono state tutte le questioni collegate alla nuova società che hanno influito nell'umore dei tifosi, nel dibattito. È stato un anno pesante, veramente pesante. Aspettiamoci queste 2 partite, ma tanto poi si riparte peggio, perché il tifoso... Esatto, è quello, poi arriva l'estate e quindi... Come arriva l'estate, 2 o 3 giorni di stacco e iniziano, già adesso stanno iniziando a viaggiare le notizie di calciomercato più assurde, non vorrei dirlo, perché anche noi dobbiamo rivedere i parametri del Cagliari, non sappiamo quello che è il futuro, però la grande attenzione che c'è sul Cagliari, che si è creata da Ranieri in poi e che è esplosa con questa esperienza di Pisacane, porterà assolutamente a polemiche e dibattiti e lavoro per noi quest'estate che sarà caldissima. Cos'era questa cosa, questa mosca che... risata. No, il mio socio che dice a me Reggio stress a prescindere. Andre è reciproco, sappilo che no, ho sentito il trapano, ho sbucato un trapano, non so da dove è entrato. Aspettate, Luca gli effetti trapano, Luca poi ha l'effetto trapano, tutte queste cose. Addirittura se ne va proprio, sta andando a litigare, ragazzi, voi non lo vedete, ma si è tolto le cuffie e sta andando a bisticciare. Attenzione, chiamate carabinieri. Passiamo alla cronaca. Esatto. Ma stringi sulla rissa alla Marina. No, c'è il commento di Davide Giuse che dice: a me ha frustrato più questo per certi versi dell'anno scorso, perché vedevo molta più potenzialità per stare sereni. È proprio il discorso della cioè il tema su cui sto battendo in questi giorni, appunto, è l'incostanza, no? Cioè mentre l'anno scorso il Cagliari era costante nel non riuscire a saltare, cioè quando doveva fare il salto definitivo cadeva sempre. Era costante solo in quello. Per il resto è stato un campionato abbastanza anonimo, ecco, diciamo così. Pur con i suoi lati positivi, cioè la valorizzazione di alcuni giocatori che infatti poi d'estate sono stati venduti bene, come Zortea e Piccoli, su tutti. Quest'anno ci sono proprio questi picchi
perché sono arrivate le vittorie contro le big che l'anno scorso non c'erano state. Però ci sono state anche queste bruttissime sconfitte, Genova, Lecce in casa e ribadisco, Pisa è proprio... e anche Sassuolo, ma Pisa resta... No, Pisa dopo Venezia della retrocessione, negli ultimi 5 anni, no? È il secondo flop, il secondo punto più basso. Mettiamoci anche Palermo in Serie B, quando poi viene esonerato Liverani, no? Col Cagliari quasi in zona Serie C della classifica di Serie B, però Pisa è un livello, cioè proprio non... Solo Venezia, secondo me, la supera. Vai. Questa squadra ha avuto 2 momenti no, fondamentalmente. Uno nel girone d'andata e uno nel girone di ritorno. Quelle 8 partite dopo la vittoria di Lecce nel girone di andata e poi quelle 9 assurde in cui hai fatto soltanto 2 punti nel girone di ritorno. Di fatto non ha giocato un girone, perché in quella media, in quelle 17 partite, il Cagliari c'ha una media intorno ai 0,33. Non solo non è riuscito a ottenere una vittoria, cioè sono dei crolli troppo grossi rispetto a quello che abbiamo visto e a quello che questa squadra può dare. Quei momenti vanno analizzati, non è questo secondo me il momento ancora, ma vanno analizzati con calma, perché lì ci sono delle linee, emergono delle linee di tendenze, soprattutto perché vengono ripetuti. Perché se all'andata potevamo dire squadra giovane, allenatore esordiente, equilibri da trovare, automatismi che ancora non ci sono. Nel ritorno, quelle 9 partite con 2 soli punti, quelle devono far pensare. Perché? Perché non ci sono soltanto responsabilità, secondo me, da parte dell'allenatore, anche il gruppo è venuto a mancare. Io continuo a dire che a Pisacane è stato tradito dalla sua squadra, questa è una mia convinzione, magari sbagliatissima. Anche la mia. Però il fatto di non aver giocato un campionato, un girone, perché sono 17 le partite, no, naturalmente influenza tutti i giudizi ed è la questione su cui secondo me occorre intervenire quando si deciderà cosa fare a fine mercato. Capire bene perché il Cagliari non ha giocato di fatto un girone. Nell'altro girone il Cagliari sarebbe una squadra che gioca tranquillamente la metà classifica, ma è quello che ha dimostrato di poter giocare. Cioè, se tu vai a vedere la differenza fra Cagliari e Torino, di fatto sono 3 partite in vinte in più dal Torino e 2 in meno pareggiate. Cioè, ti bastavano sempre quelle 2 famose partite, ti bastavano Lecce e Pisa e tu eri lì col Torino. Quei blackout sono il problema del Cagliari, sono stati il problema del Cagliari di quest'anno e sono il rammarico, perché questa è la stagione del rammarico, perché tutti quanti i tifosi, poi magari sbagliando, magari anche chi come me lo pensa, è convinto che questa squadra poteva fare qualcosa di più. Non andare in Champions, non fare chissà che cosa, ma che avrebbe potuto giocare alla pari, stare alla pari con il Torino, con il Sassuolo, forse anche con la stessa Udinese. Questo non è avvenuto e questo naturalmente verrà valutato a fine campionato. Erano importanti queste partite perché ho esordito dicendo serve una vittoria importante e pesante per l'ambiente, perché se il Cagliari finisce calando, queste 17 partite in cui il Cagliari non ha giocato, un finale di campionato in tono calante, avranno un riflesso anche nel prossimo campionato qualora si voglia proseguire questo progetto. E questo lo deve capire Pisacane, che deve cercare di togliere tutto, di far sì che i suoi ragazzi diano tutto, lo deve pensare chi pensa di restare qui al Cagliari l'anno prossimo fra i giocatori, ecco. È una partita veramente, è un ingombro noiosissimo, non tanto per la classifica ma per quello che possono essere gli effetti di queste ultime 2 partite, in particolare quella di domenica con il Torino, per le scelte dell'estate e per il futuro. Altrimenti partiamo già alla prima sconfitta l'anno prossimo con una polemica che non finisce più, signori. È così, cioè, non c'è dubbio. Si riparte, a me ricorda molto questa situazione, ed era un Cagliari migliore, un Cagliari che aveva fatto meglio, quella di Rastelli, del Cagliari di Rastelli,
che non aveva convinto fondamentalmente neanche nel campionato di Serie B, non aveva convinto nel campionato di Serie A perché era stato bravissimo a raccogliere i punti salvezza, non perdendo neanche una partita contro le squadre che ha preceduto in classifica, ma poi beccava quelle soprattutto in trasferta, quelle imbarcate clamorose con le grandi. Non solo con le grandi. Sì, Torino in generale. Sassuolo. Sassuolo non ne parliamo. 6-2, 5-1 col Torino, quindi insomma erano state sconfitte pesanti quelle. Per non aver capito che quelle erano partite, soprattutto le ultime, soprattutto quelle col Sassuolo, che fu proprio l'ultima in campionato, non capire che quelle erano partite che andavano giocate col coltello tra i denti, andavano portate a casa, andavano affrontate magari anche in maniera differente, sono state poi un'ipoteca per quella che è stata la serenità della squadra fin dal precampionato. Sono cose sono delle situazioni da tener conto. Il pubblico, l'ambiente ha un peso e bisogna anche portarlo dalla sua parte, non semplicemente come secondo me sta facendo il Cagliari in questo momento, dare le pacche sulle spalle a chi è contento. Quelli sono già contenti, devi guardare a chi non è contento. Magari sbagliando, magari per ipercriticità, magari anche per partito preso, perché sappiamo che una parte di pubblico ce l'ha contro l'attuale proprietà, senza se, senza mai, indipendentemente da quello che si vede in campo. La stagione, cioè. Questo incide anche sul giudizio, e incide tanto sul giudizio sull'allenatore, perché a questo punto, certo, essendoci una fiducia incancrenita, diciamo così, cioè bello questo ossimoro, però è voluto, tu puoi mettere chiunque, cioè noi abbiamo visto criticare Ranieri su queste pagine, in queste dirette, nei nostri articoli, cioè io mi ricordo Ranieri bollito, me lo ricordo. Così come mi ricordo l'anno scorso Nicola Vattene, mettiamo Pisacane che è un vincente e si vede dalle stesse persone che qua dopo le prime 3 sconfitte lo volevano vedere lapidato, ecco, quindi bisogna anche sempre capire che l'equilibrio non fa parte sempre del tifoso, cioè è normale, il tifoso deve tifare, non deve pensare all'equilibrio, non deve fare il commercialista, come ho letto anche in qualche altro commento. Ci mancherebbe, per quello infatti ci siamo noi che cerchiamo di avere un altro tipo di approccio, ecco, cioè il tifo va benissimo, lasciamolo fare a chi deve fare il tifoso, se poi devi analizzare con equilibrio e con contesto, ci sono altre figure, ecco. Se posso poi, avendo vissuto tifoserie diverse in giro per l'Italia, quella del Cagliari è veramente una tifoseria ipercritica. Siamo a livelli delle romane da questo punto di vista. Ma è un ricordo anche gli ultimi anni solo, No, anche da gli ultimi anni. Dici? Non lo so, io adesso c'è sempre stato triennio. Adesso hanno aperto le gabbie perché ci sono i social. I social hanno amplificato tutto. Tutti. Ma io ricordo al Santeria delle cose in tribuna dopo 5 minuti le curve, sì. Però a quei tempi giravano anche i bottiglioni di vino che ora adesso non sono più consentiti, ma magari a casa peggio ancora, da solo lì a casa te lo bevi e poi vai a scrivere sui social. Ma io l'incubo a me non piace che vengano tolte le maglie, perché penso che se arriva un ragazzo forte a Cagliari deve poter mettere la 11, ok? Però Luca si ricorderà sicuramente come me che vestire la 11 era una cosa impossibile al Santeria. Il povero Fonseca, secondo me, le prime 4-5 partite non le ha giocate perché c'aveva la 11, e sto parlando di Fonseca. Io dalla 11 mi ricordo Muzzi, bravissimo, concordo, lo ricordo bene anch'io. Il pubblico di Cagliari è sempre stato un pubblico esigente. Il pubblico di Cagliari è un pubblico che se vinci ti applaude e ti dà tutto. Se ci sono delle cose che non va, te lo dice, non ha mezze misure, ma è sempre stato così, ripeto, anche quando semplicemente eravamo in quello stadio meraviglioso, anche perché eravamo giovani, eravamo belli, a divertirci in Santeria. Esatto. Però adesso facciamo entrare chi comunque segue una squadra che in quanto a contestazioni, insomma, mi pare che un po' ci batta da questo punto di vista. Assolutamente sì.
Lo facciamo entrare, eccoti qua. Ciao Giacomo, ben trovato. Ci senti? Non ti È muto. sentiamo. Sei muto? Ok. Prova. Mi sentite? Perfetto. Ora ti perfetto. sentiamo. Perfetto, grazie mille dell'invito e buongiorno a tutti. Ciao Giacomo Morandin di Torozon, insomma stavamo un po' parlando dei tifosi, delle contestazioni, pare che a Torino, che forse è finita la contestazione, giusto? Per il derby ritornerà tutto ok, diciamo, vista l'importanza della gara. Sì, per il derby la curva maratona sicuramente tornerà, non tornerà invece la parte opposta, diciamo, della curva maratona, ovvero il gruppo dei Torino Hooligans. Sì. Quindi sicuramente adesso la società si sta attivando per colorare, diciamo, tutto lo stadio di granata, e quindi proveranno magari a colmare anche quei seggiolini vuoti che lascerà quel gruppo organizzato, ecco. Ma ti chiedo, è ovvio che con D'Aversa possiamo dire che il Torino è rinato, ricordiamo anche la partita dell'andata dove il Cagliari vinse, fece un'importante vittoria. Che Torino bisogna aspettarsi domenica all'Unipol Domus? Nel senso che a 44 punti ho letto un po' che c'è l'obiettivo dei 50 punti, quindi battere Cagliari e Juventus. Ecco, forse è quello a cui ci si può agganciare dal punto di vista del risultato per il Torino, perché altrimenti per il resto salvezza acquisita, insomma, un pensiero al futuro. Sì, diciamo che è più l'obiettivo di D'Aversa, ecco. Con magari la possibilità di essere riconfermato, anche se attualmente le possibilità sono molto basse. Nonostante comunque il suo lavoro a Torino sia eccellente finora, ha sistemato una squadra che era obiettivamente morta dal punto di vista del morale, e anche tatticamente sicuramente ha recuperato qualcosina in più. Anche gli stessi giocatori si sono esposti. Mi viene in mente Ismaili, che è stato il primo a dire che D'Aversa ha semplicemente messo i giocatori nelle loro posizioni, e di conseguenza la squadra si è trovata meglio. Quindi spesso, tra l'altro, in generale si fanno tanti discorsi sugli allenatori che spostano i giocatori a destra e a manca, ma quando a volte in realtà semplicemente basterebbe farli giocare dove giocano normalmente. Però comunque a Torino sicuramente l'atmosfera si è riappacificata. Sicuramente la partita di Cagliari sarà un bel test in vista del derby. Al Cagliari basta un punto per chiudere, diciamo, la pratica salvezza, e quindi sicuramente sarà molto, molto più battagliero sulla carta. Dopo è il Toro, che chiaramente con il Sassuolo non ci si aspettava che andasse così all'arrembaggio e a portare a casa 3 punti che obiettivamente hanno stupito un po' tutti, soprattutto dal punto di vista del gioco. Quindi, ripeto, sicuramente la partita di Cagliari sarà affrontata con la voglia di vincere. È chiaro che però la testa è palesemente il derby. Ci sta. Ti chiedo sull'attacco. Simeone, come da tradizione, il primo anno in una squadra nuova fa bene, è un giocatore che ha raggiunto la doppia cifra, ma dovrebbe rientrare anche Zapata. C'è la possibilità di vedere la coppiata Simeone-Zapata al 2 minuti a Cagliari? Sì, anche se Gie comunque rimane sulla lista dei possibili titolari, probabilmente a fianco a Simeone, che il Torino era dal 2000 che non aveva un attaccante che segnava tra l'altro 5 gol in casa consecutivi, di conseguenza è in forma veramente smagliante. Quindi sicuramente Gie al momento è davanti, ma Zapata è chiaramente pronto a subentrare, visto che ci sarà anche per lui da determinare il futuro nelle prossime settimane. Ha un altro anno di contratto, però il Torino ha una penale unilaterale nel caso volesse separarsi con un anno di anticipo, pagando 1 milione di euro netti. E anche qui, ripeto, c'è da capire, le parti si incontreranno, vedremo cosa accadrà. Perfetto. Fra? Sì, Giacomo, ti volevo chiedere ovviamente uno dei temi che interessano di più i tifosi del Cagliari, ovvero Matteo Pratti, visto che è un giocatore che all'andata fu uno dei carnefici del Torino e poi dopo poche settimane ha indossato la maglia granata. Com'è fin qua il rendimento del play ravennate, e soprattutto realisticamente quante sono le possibilità che il Torino lo riscatti a fine campionato?
Sì, tra l'altro colgo l'occasione per ringraziare tutta la vostra redazione per aver collaborato alla notizia assieme a noi dell'acquisto di Sì. Prati. Quindi, si fa sì, fronte comune, si fa fronte comune, perché esatto, sennò poi esatto. diventa complesso. Ci tengo molto. Grazie a voi, altro che, grazie a voi. E quindi sì, diciamo che il rendimento di Prati è stato abbastanza altalenante, ma in realtà non ha avuto tantissima possibilità di mettersi in mostra. È arrivato in prestito oneroso a 300.000 euro con diritto di riscatto, che poi noi avevamo dato la notizia del riscatto a 6 milioni, in realtà è 5.900.000 euro, quindi poco cambia. Ma comunque il diritto di riscatto del Toro attualmente credo sia difficile, però penso dipenderà molto dal futuro allenatore, da chi sarà il futuro allenatore del Torino, e poi da lì chiaramente come in tante situazioni le società si incontreranno. Ripeto, l'andamento di Prati è stato comunque sufficiente, quello sicuramente sì, però non ha avuto tantissima possibilità di mettersi in mostra. Ricordo, penso veramente un paio di presenze sui 90 minuti, ma non oltre, quindi attendiamo. Io sarei felice rimanesse, perché comunque è un prospetto importante, e visto l'andazzo generale anche dei giocatori che sono arrivati al Torino negli ultimi anni, Prati sicuramente mi sembra uno sul quale poter anche provare a puntare per le prossime stagioni. Non so il Cagliari che intenzioni abbia da questo punto di vista. Credo che speri di introitare quei milioni, ma la vedo grigia, sinceramente, ora, anche dopo quello che hai detto, anche perché non sappiamo neanche cosa succederà, per esempio, sul fronte Luvumbo, visto che è un giocatore che è più o meno nelle stesse condizioni di Prati, solo che al Mallorca nella Liga. A differenza di Prati, Luvumbo ha fatto molto bene, sta facendo molto bene, insomma è entrato subito anche nel cuore della tifoseria. È chiaro che il Cagliari a gennaio ha fatto partire entrambi con la speranza di recuperare circa 10 milioni dai due. All'epoca erano i soldi che sarebbero dovuti servire per il riscatto di Kilixoi. Vedremo cosa succederà anche su quel fronte, visto che sono cambiate un po' di cose da allora. Però è chiaro che tu hai detto dipenderà dal futuro del futuro allenatore del Torino. Dipenderà anche dal fatto sul fronte Cagliari, se così come sembra dovesse restare Pisacane, che ci aveva anche provato, no? A dargli fiducia nella prima parte di stagione, ricevendo però in cambio probabilmente non quello che si aspettava, e soprattutto ora c'è un Gaetano lì che è intoccabile per la prossima stagione, quindi anche, insomma, non saprei quanto Prati possa essere poi funzionale. E anche a me dispiace, perché anche a me piace, l'ho sempre difeso, però bisogna anche rendersi conto poi di quello che dice il campo. Giuse, a te, assist. Sì, io vorrei restare anch'io sulla questione mercato. Parliamo però di rumors. Gli ultimi parlano, o meglio, gli rumors di Tutto Sport parlano di un Torino interessato a Sebastiano Esposito. Io devo essere sincero, non ho trovato dei riscontri. Mi chiedo quindi se tu hai qualche informazione in più, e mi chiedo anche una cosa: questo Torino un po' in difficoltà economiche, con un presidente che non sembra interessato a investire, ha i 15-20 milioni, può spendere i 15-20 milioni necessari per arrivare, secondo me, a un giocatore come Esposito in questo momento? No, assolutamente. Tra l'altro nemmeno io ho trovato tutto questo riscontro, anche se Sebastiano Esposito è un giocatore che interessa da un bel po' di sessioni, in realtà è accostato al Torino, che io abbia ricordi non ha mai realmente affondato in realtà sul giocatore, a maggior ragione a queste cifre, visto che nella prossima sessione di mercato, tra l'altro, c'è un punto di domanda grande come una casa sull'indice di liquidità, quindi il Toro rischia davvero di fare mercato a costo zero, come la Lazio nella precedente sessione. Di conseguenza, ripeto, non credo ci sia la possibilità. Sicuramente è un giocatore che da parecchie sessioni piace più all'ex direttore sportivo Vagnati che all'attuale Gianluca Petracchi, quindi il Toro probabilmente andrà sicuramente su profili giovani, però a costo decisamente più contenuto, e poi magari tirare fuori
i vari Bremer, eccetera, come fu in passato con Petracchi. Tra l'altro, sempre per quanto riguarda un aneddoto di mercato, noi non siamo mai usciti con notizie varie, però l'ha sicuramente confermato Tutto Sport oggi, a cui bisogna dare il merito. E Bosse comunque era stato un difensore nel mirino del Cagliari, non so se anche voi potete confermare questa cosa, però sì, erano dei nomi che tempo fa però sai, erano dei nomi buttati là nel calderone, cioè, quindi... uno dei tanti. esatto. Però sì, era un giocatore nel mirino del Cagliari. Qui al Torino in realtà sta facendo bene, c'è la possibilità che venga anche riscattato, dipenderà, come ho detto prima, sempre dal prossimo allenatore del Torino, dipenderà se sarà Gattuso, Juric o D'Aversa o chi che sia, insomma, e valuterà anche questa situazione. Però era giusto per dare un ulteriore spunto di mercato, magari, chi lo sa, nel caso non dovesse essere riscattato, magari il Cagliari ci ripensa e si tuffa su di lui. Zapata va verso il taglio, quindi l'hai detto anche prima. Beh, c'è la possibilità sicuramente che possa essere tagliato. Io penso che però alla fine possa rimanere. È un giocatore che per il Toro è veramente importante. Sappiamo che dalla sua mole fisica e tutto ci ha messo parecchio tempo per riprendersi dall'infortunio al crociato. È chiaro che è un giocatore che per il Toro però rimane molto importante. Bisognerà vedere con che credenziali lui possa rimanere qui. Sicuramente lui vuole rimanere al Toro un altro anno, anche perché è lautamente pagato, lo stipendio supera i 2 milioni di euro, di conseguenza non credo che abbia grosse motivazioni di andarsene da quel punto di vista. Luca? Io vado Giacomo, a chiederti su un altro giocatore che a me piace tantissimo e che quest'anno ha trovato sicuramente il miglior anno da quando in Italia, che è Vlasic. Un giocatore non è reciproco, però. Lo so, c'è scritto Vlasic, non è reciproca la stima. So. Quindi ho provato anche all'andata a contattarlo. Esatto, non prenderti meriti, perché lui non ti stima. Quindi, perché, per questioni fantacalcistiche specifichiamo. Esatto, specifichiamo, assolutamente. E quindi ti chiedo, ma questo Vlasic forse è stato trovato il suo ruolo, perché c'è chi lo vedeva come mezzala, c'è chi lo vedeva come trequartista, chi magari come supporto alla punta. Insomma, lui è un giocatore che è un po' libero di inventare. Forse D'Aversa gli ha dato anche quella tranquillità che forse non aveva negli anni scorsi a Torino. Secondo te è stato sbloccato da questo punto di vista? Sicuramente è stato il giocatore su cui il Toro si è appeso nel momento di maggiore difficoltà. Ci sono anche le possibilità che rinnovi sicuramente anche per i prossimi anni. È un giocatore che sta dando tanto al Toro, ma il Toro sta dando tanto a lui. Dal punto di vista tattico, come dicevi giustamente tu, prima Baroni ha fatto veramente, penso lo abbia messo in 3 o 4 ruoli, ma senza mai trovargli la quadra. Invece D'Aversa lo ha messo lì a supporto delle punte e finalmente da anni anche la tifoseria implorava di metterlo in quel ruolo, e infatti sta dando del suo meglio sicuramente. È un giocatore che non molla veramente mai, perché lo vediamo rincorrere gli avversari anche al 90° minuto, che ormai non è più una cosa così scontata, quindi sicuramente neanche di moda. Esatto. Sicuramente l'obiettivo di andare al mondiale lo sta caricando, questo è inevitabile, però è un Vlasic completamente rinato e speriamo che lo sia anche post mondiale il prossimo anno e non l'abbia fatto soltanto in quell'ottica, ma dubito fortemente. Ci sta. Prima di dare la parola a Fra Giuse, leggo una domanda di uno studente che ci chiede un parere su Casadei. Forse effettivamente da lui ci si poteva aspettare qualcosa di più, non è ancora pronto, forse è ancora troppo giovane, insomma tecnicamente non si mette in discussione, però è un giocatore che rende troppo poco, troppo morale probabilmente, non regge la pressione. Diciamo che lui si sta anche impegnando, diciamo, per non favorire la situazione. Sappiamo di più di qualche screzio interno con entrambi gli allenatori in realtà, però prima Baroni e poi D'Aversa, però comunque è un giocatore su cui il Toro punta, continuerà a puntarci,
ed è un giocatore che deve assolutamente spiccare in una rosa che secondo il mio parere è nettamente al di sotto delle sue qualità e di quello che può dare, perché è un giocatore che a mio parere è di livello internazionale, non da Chelsea magari, ma sicuramente più del Torino. Quindi deve conquistarsi la nazionale, lo sa benissimo lui in primis, adesso che magari con un nuovo allenatore ci sarà anche la possibilità di guardare a nuovi profili. Casadei penso che la prossima stagione la sua prossima stagione sarà importantissima in ottica nazionale, ma soprattutto anche in ottica del suo futuro, visto che sappiamo benissimo che con Cairo i giocatori giovani e che fanno bene hanno ben poco futuro a Torino, ecco. Ci sta. Fra? No, interessante questo lo spunto, perché mi pare un qualcosa abbastanza diffuso, ecco, diciamo così, un'abitudine abbastanza diffusa un po' in tutta la Serie A. No, ti volevo chiedere anche un po' del centrocampo del Torino, perché abbiamo parlato chiaramente di Prati, non ci sarà Gineitis squalificato. Domenica c'è un giocatore che a me è sempre piaciuto tanto, che però, oltre Casadei ovviamente, che però ha trovato sempre, non dico poco spazio, però non si è mai consacrato, che è Ilic. Che futuro ha Ilic? Sicuramente lontano da Torino, ma ormai da un bel po'. Tra l'altro è un giocatore che non si può nemmeno su cui ormai non si può nemmeno fare plusvalenza, perché chiaramente è tanto che non gioca e di conseguenza è un giocatore che ormai è in rotta con società e tifoseria da un bel po', nonostante comunque gli venga dato qualche minuto, ecco, da D'Aversely è stato dato qualche minuto, ma nulla di più. Sicuramente è fuori dei piani attuali e futuri del Torino. Ha avuto 2 volte la possibilità di andare in Russia, una volta c'è stato un problema legato alle visite mediche che addirittura aveva già fatto a Barcellona, doveva andare allo Spartak e poi il trasferimento per varie clausole non si è concretizzato all'ultimo minuto. C'è stata la possibilità che potesse andare anche allo Zenit, ma non si è più fatto nulla. Quindi vedremo. Sicuramente è un giocatore che è fuori dai piani del Toro, su cui però il Toro ci può ricavare, secondo me, molto meno di quello di quanto potesse ricavarci un anno fa. Quello è poco ma sicuro, e magari non è escluso anche che possa rimanere in Serie A, perché a questo punto ha bisogno di rilanciarsi, magari in una squadra di media classifica, che chiaramente che non sia il Torino può ambire a giocare anche titolare sicuramente. Quanto piglia di stipendio? Anche lui si avvicina alla 1,5 milioni comoda, quindi direi che è un giocatore. Non lo cercherà il Cagliari, allora. Naturalmente netti, parli di 1,5 milioni netto. Sì, dovrei ricontrollare esattamente la cifra, però sì, ci avviciniamo a quella cifra lì, sì. Dovrebbe essere attorno al 1,5 milioni netto. Tra l'altro, gran giocatore che ha voluto Juric, che portò dal Verona, giusto? Esattamente. Strappato il Marsiglia veramente in una guerra che ormai era diventata quasi presidenziale ad un certo punto. Sì. E quindi sì, pagato parecchio, perché è stato pagato, se non ricordo male, attorno ai 13-14 milioni di euro. Quindi sicuramente un flop. Poche volte Cairo ha speso così tanto per un giocatore e fatalità si sono sempre tutte le volte che lo ha fatto. È per quello che non spende, vedi? Voi siete troppo critici. Cioè, ogni volta che apre il portafoglio poi sbaglia, quindi è normale che poi alla fine vada così. Giuse, non so se hai un'altra domanda per Giacomo. Sì, un'ultima domanda. Abbiamo parlato di attacco, centrocampo. Sulla difesa si va verso Marianucci, Cocco e Boss? Sì, dovrebbe essere quella, salvo clamorosi equivoci, ecco, ma si va su quella difesa, anche perché ormai Ismaili non sarà della partita, proveranno a recuperarlo veramente in extremis per il derby, e quindi la difesa è già abbastanza contata di suo, e di conseguenza Marianucci, Cocco e Boss presumo che sarà la difesa titolare, con Maripan che eventualmente è pronto a subentrare. Ok. E tra Pedersen e Lazzaro chi gioca?
Questo è un ballottaggio aperto, dovrebbe giocare Lazzaro perché Pedersen è un po' acciaccato, però e anche lui sicuramente proverà ad essere recuperato in vista del derby, quindi dovrebbe giocare Lazzaro, però se Pedersen sta bene credo che giochi Pedersen, assolutamente, perché Lazzaro è un giocatore in scadenza su cui il Torino non punta più, invece Pedersen con D'Aversa in realtà sta migliorando sicuramente le sue prestazioni rispetto a quello che ha fatto con Baroni. Perfetto. Direi che abbiamo la formazione che giocherà contro il Cagliari. Ma ultimissimo, allora che partita ti aspetti a questo punto a parte del Torino? Una giornata balneare oppure effettivamente vorrà puntare quei 50 punti che abbiamo detto all'inizio? Beh, non mi aspetto una partita spumeggiante, ecco, se devo essere sincero, ma questo da entrambe le parti. Ai Cagliari penso che uno 0-0 vada benissimo in questo caso e vedremo. Non mi aspetto una partita spumeggiante, questo sicuramente, però il Toro, per quello, in base alle parole di D'Aversa, quello che gira nell'ambiente Toro, ecco, proverà sicuramente a portare a casa i 3 punti, però ripeto, non metterei le mani sul fuoco anche su questo. Perfetto. Giacomo, grazie davvero per averci dato un po' focus sul Torino in vista della partita di domenica. Chiaramente Toro Zone per tutto il podcast relative ai Granata e ci sentiamo questi giorni per le ultime news. Grazie mille Giacomo e buon lavoro. Grazie a voi e buon lavoro. Buongiorno a tutti. Ciao Giacomo, grazie. Ciao. Eccoci qua. Per fortuna ha fatto chiarezza lui. No, beh, se aspettiamo di Leonardo qua per la chiarezza, ragazzi. Stava rissando, è andata a rissare prima, non lo so. Hai vinto tu almeno? Perché non vediamo segni, non vediamo segni nella tua faccia, quindi ti hanno pestato sotto no, ma non era qua, era in strada. È stato giusto quindi sei proprio affacciato, stile Sofia Loren, queste cose meravigliose. Ho capito, vabbè. Fatto la tua sceneggiata cagliaritana, più o meno ci siete. Lei non usa gli occhiali, però la differenza, però è un po' più grande, è un po' più grande. Esatto, sì, di 2 giorni. 2 giorni più. La soluzione per il Cagliari sarebbe provare a trasformare Prati in mezzala e farlo coesistere con Gaetano, dice Alessandro. Adesso vi provoco e voi sareste pronti ad aspettare Prati, diciamo, il processo di trasformazione di Prati in mezzala con Gaetano Play? Perché secondo me non sareste pronti, perché alla prima, alla seconda floppata da Prati tornerebbe, ecco, gioca perché l'ha voluto Giulini, gioca perché... Non sto parlando di te Alessandro, uso il tuo commento per andare in generale su quello che poi sono il tenore dei commenti medi, perché magari tu nello specifico sì, avresti anche pazienza, ma tanti altri no, e quindi avrebbe anche una sua logica tecnica, se vai a vedere. Assolutamente. Ti ritrovi un centrocampo molto tecnico e puoi permetterti a quel punto di avere l'altra mezzala di fatica, soprattutto in un'ottica eventuale di mancato riscatto di Folorunsch. Cioè ti troveresti già l'altra mezzala del centrocampo a 3, ma siccome sappiamo bene che pazienza non ce n'è, perché pazienza non ce n'è, e secondo me, come dicevi tu prima, Giuseppe, l'anno prossimo ce ne sarà ancora meno, perché se si andasse a confermare questa scelta, quindi appunto dare fiducia ancora a Pisacane, metà piazza ce l'hai già contro, cioè devi saperlo che se non è metà, comunque una grande parte della piazza non è soddisfatta e quindi comunque la pazienza sarà meno. Ma torno dall'inizio anche su questo aspetto, cioè lì è il discorso della mancanza di pazienza della piazza nei confronti della proprietà di Giulini, di quelli che sono i 12 anni abbondanti di Giulini, anzi i 12 anni giusti, perché più o meno era questo il periodo del 2014 quando ha preso il Cagliari. È una piazza che oramai una parte della piazza proprio per partito preso,
è contro la proprietà, anche nei momenti migliori era comunque contro, e ha le sue motivazioni, ha le sue giustificazioni, questo va detto e va ricordato con onestà intellettuale, perché abbiamo detto 1000 volte che tanti errori sono stati commessi in tutti questi 12 anni, e anche nei momenti in cui il Cagliari andava meglio comunque alcuni errori sono stati commessi e poi hanno prodotto effetti che si sono riverberati negli anni successivi, perché quando si analizzano appunto 12 anni di lavoro, insomma, sicuramente ci sono state le cose positive, ci sono state le cose medie e ci sono state le cose negative, e bisogna riconoscere che c'è stato un po' di tutto in questi 12 anni. Non è stato tutto nero o marrone, come recita la maglietta di Luca, non è stato neanche tutto dorato. Credo che su questo possiamo essere d'accordo tutti. Il trend degli ultimi anni va in una direzione in cui una parte della tifoseria è stufa di stare là sotto in classifica, perché è stufa di stare là sotto, ma qualcuno usa termini come mediocrità, come termini assoluti, concetti assoluti che secondo me sono esagerati in generale per raccontare quello che è stato quest'anno e quello che sono stati gli ultimi anni. Però è anche vero che se il Cagliari quest'anno, se andate a farvi andate su diretta.it o su Transfermarkt o insomma, no? Tutti i vari siti di statistiche, se vi fate lo stato di forma, cioè controllate lo stato di forma tipo 5, 10, 15, 20, 25 partite, il Cagliari è sempre stato lì, 14esimo, 15esimo, 13esimo, 14esimo, cioè tranne quel periodo a gennaio delle 3 vittorie. Tranne quelle 3 vittorie che hanno sollevato leggermente l'asticella, ma poi dopo, perché di fatto è stato un fuoco di paglia, sono stati 3 settimane d'oro, che è stata quell'accelerata che ha dato poi la salvezza, intendiamoci, cioè su cui si è costruita la salvezza, però il Cagliari quello è stato, quest'anno, l'anno scorso e tutto. Quindi quando noi diciamo che la stagione di Esposito analizzata è la perfetta immagine di quello che è stato il campionato del Cagliari, per me non ci sono errori. Concordo. Perché comunque è una stagione che, se tu la analizzi a livello numerico, è comunque una stagione positiva, ragazzi. 6 gol segnati, 5 assist, tantissimi palloni giocati, il giocatore con il quinto giocatore forse in Serie A per passaggi chiave e tutto. E quindi dal punto di vista statistico non si può definire una stagione deludente. È forse la migliore stagione di Esposito, nonostante così come quella del Cagliari in di generale non si può definire in senso assoluto una stagione deludente. Certo. Perché se vai ad affrontare i numeri, quello che dicevamo spesso, no, mai stato nella zona retrocessione, come diceva ieri Condò, al momento hai 4 punti più dell'anno scorso, cioè i numeri ti danno una realtà, ti aiutano a costruire anche una sorta di narrazione di quella che è stata l'annata. Che quest'anno ci siano stati dei miglioramenti oggettivi rispetto all'anno scorso, anche il più convinto e pervicace dei detrattori, se continua a dirlo, è perché è in malafede. Io continuo a dire questo. Però questo non vuol dire che è stata una stagione stupenda, che è stata una stagione di assoluto miglioramento e che è stata una stagione esaltante e quant'altro. No, ci sono tante sfaccettature diverse della stessa stagione. Ci sono stati dei miglioramenti, ripeto, oggettivi, ma ci sono stati anche delle cadute, e torniamo a bomba con la partita di Pisa, che sono una macchia importante su questa stagione e che soprattutto devono essere, come diceva anche Giuseppe prima, degli insegnamenti fondamentali per l'anno prossimo. Perché tu l'anno prossimo, quando vai a costruire la squadra e riparti dallo stesso allenatore, da una grande parte di questo gruppo, devi metterlo in conto che la squadra che a Pisa ti ha tradito. Ti ha tradito, intendo in generale, non ti ha tradito Pisacane, la società.
Parliamo dei tifosi in generale, in questo caso, perché gli unici a essere sempre stati traditi in tutte le varie situazioni sono sempre soltanto i tifosi. Ok? E quindi, cioè, bisogna anche dire questo. Bisogna stare attenti, molto attenti, visto che si sta chiudendo la stagione e si deve programmare la prossima. No? Assolutamente, concordo Perché con te. se tu vuoi evitare di rivivere un'altra stagione come questa, tu da queste cose devi partire. Cioè devi partire da quello che non ha funzionato con Ranieri, perché se ti sei salvato alla penultima con la vittoria di Reggio Emilia col Sassuolo dopo una stagione incredibile, però vuol dire che qualcosa non aveva funzionato. Se l'anno scorso con Nicola sei ripartito da quello, però poi alla fine, per esempio, con le big non hai mai vinto, ci sono stati dei giocatori che non hanno quasi mai giocato, l'età media era stata rialzata ulteriormente, o comunque era stata confermata quella di Ranieri, no? Con Obert, Prati e i vari giovani che non giocavano l'anno scorso. Quest'anno hai abbassato l'età media, grazie anche a un campionato in cui probabilmente comunque hai avuto due squadre, un po' come era stato l'anno in cui il Cagliari era in Serie B, se vi ricordate la Serie A, no? Con Samp e Cremonese, che erano stati erano retrocesse dall'inizio del girone di ritorno, verosimilmente, e poi la terza ci fu lo spareggio, tra l'altro. Però comunque di fatto il Cagliari ha sempre girato a largo dalla zona rossa. Però non si può non notare, non si può non far notare che ci sono stati dei momenti super negativi, perché Pisa, ripeto, è il momento più negativo degli ultimi 3 anni, perché neanche con Ranieri e Nicola, quando tu eri ultimo in classifica, hai avuto la sensazione di smarrimento e appunto di tradimento, come dice giustamente Giuseppe, che ti lascia al Pisa. Perché lì vuol dire che è una squadra che non gliene frega niente. Perché se è un problema tecnico, allora vuol dire che sei da Serie B. Ok? Ma non lo sei. Questo è un discorso. Ma siccome nessuno di noi lo pensa, allora vuol dire che c'è un problema grosso a livello mentale e di gestione psicologica dei momenti clou della stagione. Io devo essere sincero, il tris di vittorie, quindi Juventus, Fiorentina e Verona, io avevo usato nelle mie analisi l'espediente dell'esame di terza media, l'esame di maturità e poi, forse era l'esame di maturità, la laurea e poi il master, no? Perché ogni volta era sempre più difficile tenere quel tipo di risultato, quel tipo di prestazione e quel tipo di classifica. E io mi sono illuso, come credo tantissimi di voi, mi sono illuso che effettivamente quella squadra in quel momento avesse la possibilità di essere totalmente padrona del proprio destino, perché anche nelle partite più grigie comunque ti aveva fatto vedere di esserci sempre. La partita contro il Verona all'andata, uno sfacelo incredibile, acceleri negli ultimi 5 minuti, la rimetti 10 minuti, la rimetti a posto e salvi la faccia. Cremona idem. Io l'ho detto, Cremona idem. Dicevo prima, ricordavo i 2 periodi neri, uno da 8 e uno da 9 partite. Il periodo nero il secondo periodo nero, quello in cui in teoria tu non dovevi cadere perché avevi avuto l'esperienza precedente, è stato peggiore del primo. Nel primo, hai ricordato bene tu, Verona, c'erano degli elementi che ti lasciavano pensare, comunque, nel secondo abbiamo visto delle partite spaventose. Vediamo, ecco, è una stagione molto difficile da analizzare, in cui veramente mettere tante cose nel bilancino, partendo dal risultato ottenuto, naturalmente, perché il risultato è stato raggiunto ed è la cosa fondamentale. Certo. La valutazione sarà difficile, ecco, da fare. Spero anche che la piazza comunque si dia sotto certi punti di vista, sia un po' più realista sotto certi punti di vista e soprattutto abbia la pazienza di valutare con calma le cose. Cioè, io oggi ho chiesto a Francesco, resta un pochettino di più, perché volevo fargli la domanda su Esposito al collega. Perché? Perché Esposito non c'è nessuna trattativa col Torino.
Però la piazza è già partita, lo vedete anche nei vostri commenti dicendo l'esperienza Esposito è già finita una volta. Questa è sarà un'estate molto difficile da valutare, perché anche noi non abbiamo più i punti di riferimento. Francesco diceva è fuori mercato, quando parlavamo dello stipendio di Ilic. È vero, per questo Cagliari, ma noi non sappiamo quale Cagliari ci sarà. Non sappiamo se arriva a Fiori e fa come ha fatto Saputo a Bologna, che dice, io per i prossimi 5 anni avete un extra budget di 40 milioni di euro e ve lo spendete. Quello che dicevamo ieri. Quello che dicevamo ieri. Cioè, ieri abbiamo Noi detto non proprio questo. Cioè, non lo sappiamo. Quindi attenzione al pubblico, alla valutazione di questo campionato che deve essere fatta tenendo conto tante cose e non è semplice. Attenzione nella prossima stagione a non partire con delle sentenze sulla notizia che viene rilanciata magari per altri fini di mercato. Stiamo calmi, attenzione, ci sono squadre messe peggio del Cagliari, perché quando vedrete le notizie che arrivano sulla Lazio e sul Torino, tenete conto che Lazio e Torino hanno problemi economici molto ma molto più grossi del Cagliari. Però ecco, servirà una maturità da parte di tutto l'ambiente e sarà molto difficile, tornando a bomba, valutare questa stagione, ecco. Certo. No, ma ripeto, è chiaro che saranno 2 mesi, insomma, metà maggio, tutto giugno, abbastanza calienti. Metà luglio. Perché tra il futuro societario, tra il discorso del mercato, che insomma intorno al 16-17, non so se siano già uscite le date, ma solitamente il periodo è quello per i riscatti. Ci sarà da capire effettivamente poi anche da quel punto di vista che tipo di scelte verranno fatte e in entrata e in uscita, perché noi abbiamo detto a gennaio a suo tempo Prati Luvumbo ripagano Chilixoi, come dicevamo prima con Giacomo Morandin, no? E adesso ne siamo più così certi. Né da una parte né dall'altra, tra l'altro. Non c'è certezza da una parte né dall'altra. Non sai se il Cagliari lo riscatterà. Esatto. Il Cagliari ha anche in ballo anche altri riscatti, no? C'è quello di Sulemana, che secondo me non verrà abbastanza, cioè sono abbastanza certo che non verrà riscattato, se non con una ridiscussione molto al ribasso di quella cifra, ma non vedo perché l'Atalanta dovrebbe accettare di svalutare un giocatore nell'arco di 2 anni, quindi non penso che sia una cosa fattibile. Lo stesso Foloruncio, no? Che oggi giustamente il collega Fabiano Gaggini nell'Unione diceva bisogna valutare il fatto dell'età, perché Foloruncio 29 anni e tu andare a spendere 8 milioni, ripeto, è una cifra fuori da ogni tipo di logica, però anche tipo 6 milioni, 5-6 milioni su un giocatore di 29 anni che quest'anno sì qualcosa ti ha fatto vedere, però è un altro di quelli che anche prima dell'infortunio non aveva avuto un rendimento di chissà quale tipo, con tutte le attenuanti tattiche date dal fatto che Pisacane gli faceva fare un ruolo e gli dava compiti che probabilmente non erano suoi. Io vi ricordo quest'estate quando si parlava di Foloruncio, possibile trequartista dietro le 2 punte, quando c'erano ancora Piccoli e Luvumbo, quando era appena arrivato Chilixoi, quando di Palestra non si sapeva niente, cioè proprio non faceva parte minimamente di quella che era la prospettiva di questa stagione, per capirci. Anche perché Palestra, ve lo ricordo, arriva per sostituire Zortea, ma arriva per fare il tappabuchi, perché nella logica non arrivava per fare il fenomeno del calcio italiano, ok? Arrivava per fare quello che appunto sostituisce Zortea quando serve, ma parte dietro nelle gerarchie. Quando Pisacane si è reso conto di avere un treno a disposizione, ha capito che probabilmente ci doveva costruire il Cagliari su questo treno. E il problema è stato non tanto costruire il Cagliari su quel treno, continuo a dire. Il problema è stato non avere il piano B qualora il treno trovasse il binario occupato, perché in tutte le stazioni i binari sono occupati, quindi comunque tu arrivi e ti devi fermare, ok? Ecco, l'errore era stato quello. Oppure non sfruttare quel treno all'interno di un percorso che avevi già iniziato in ritiro.
ma anche modificare il tiro completamente, ecco. Questo, cioè, è una delle tante cose su cui valutare l'operato di quest'anno. Se ci pensate, appunto, noi, Giuseppe, l'abbiamo visto in ritiro, abbiamo visto un tipo di lavoro in cui Prati era centrale nel gioco del Cagliari. Prati è stato centrale nel gioco del Cagliari per meno di 6 mesi, poi appena si è potuto lo si è ceduto. E quello è soltanto uno dei casi, no? Il Cagliari si è ritrovato, ha scommesso su 2 giocatori in difesa, perché Zé Pedro e Rodriguez sono arrivati a fine mercato. Mettici l'adattamento, mettici il capire le tattiche italiane e via dicendo. Sono diventati, col passare del tempo, 2 titolari. Cioè il Cagliari dell'anno prossimo necessariamente ripartirà a destra da Zé Pedro e come braccetto, comunque come centrale sinistro da Rodriguez. Cioè è evidente che sarà così. Però prima di poter arrivare a questa sicurezza, a questa constatazione, quanto ha dovuto penare anche il Cagliari? Quante volte abbiamo visto, per esempio, Zé Pedro centrale a 2? Noi abbiamo visto Zé Pedro e Obert coppia centrale, signori. Vorrei ricordarvelo. Verona, Sassuolo, ok. Quando Luperto sorge il problema Rodriguez. e via dicendo. Abbiamo visto Luperto Rodriguez che hanno fatto bene. Fatto bene, perché hanno giocato anche contro la Roma, Luperto Rodriguez. Sì. Quindi, insomma, abbiamo visto un Cagliari che ha fatto 1000 esperimenti durante la stagione, trovando risposte positive e risposte meno positive. È chiaro che l'anno prossimo, ripartendo da questa base, dovrà essere centrale, mi ripeto, scusatemi se sono noioso, però dovrà essere centrale capire cosa aspettarsi da determinati giocatori, sapere pregi e difetti, sapere in cosa ti possono essere utili e in cosa possono essere invece magari fragili, e quindi evitare, cioè torniamo su Foloruncio per dire, no? Abbiamo visto che è un giocatore che se tu lo riempi di compiti tattici non rende. Lo devi lasciare non libero, rende. certo. Foloruncio fa un gol allucinante a Parma, perché? Perché lì ha fatto l'anarchico. Libero. Stava in un posto dove non doveva stare, stava a destra. In una posizione in cui non doveva stare. È entrato da punta nell'ultima mezz'ora per assenza di alternative. Stava rientrando dall'infortunio lunghissimo. Quel gol è casuale nella sua costruzione, ma in realtà non è per niente casuale. Cioè è proprio il colpo del giocatore alla Foloruncio. E se tu lo ingabbi eccessivamente, abbiamo visto che non rende. Quindi se tu Foloruncio lo tieni l'anno prossimo, devi sapere che il vissuto di quest'anno ti insegna: deve giocare libero, il più libero possibile, perché se io gli metto il cappio, il giocatore, o il guinzaglio, perché il cappio è brutto, se gli metto il guinzaglio, il giocatore non rende, è inutile. Mentre ci sono altri giocatori a cui devi mettere il guinzaglio, o gli devi mettere i paraocchi, per utilizzare un altro esempio sempre animale, diciamo così, no? Perché Hanno bisogno di essere guidati. Io mi ricorderò sempre. Nel frattempo fate da bravi nei commenti, perché ho visto un po' di Maretta. Fate da bravi. Tra l'altro, se puoi eliminare il commento quello su Matt, che è il nostro amico e non va sicuramente citato con quell'epiteto, quindi eliminiamolo quel commento, grazie. Per il resto fate da bravi. E dicevo, l'anno del Covid, cioè post lockdown, si gioca a Cagliari-Lecce all'Unipol Domus, sulla panchina del Cagliari Zenga, su quella del Lecce Liverani, ok? Liverani, siccome non c'era nessuno, perché vi ricorderete, no? Quando si riparte dopo il lockdown, massimo 400 persone, insomma, era veramente solamente gli addetti ai lavori potevano assistere alle partite. Quindi immaginatevi, si sentiva tutto. Ecco, Liverani, cosa che poi non fece a Cagliari,
da dire anche questo, Livrani quel Lecce lo teleguidava. Cioè ha passato tutta la partita a dare e a dire ai giocatori cosa dovevano fare in quella specifica occasione. Quindi Luca taglia a destra, Giuseppe accorcia, Luca preventive, Giuseppe, ok? Una partita così. Idem Gattuso quando venne col Napoli. Stessa roba. Infatti c'è anche, se vi ricordate, no? Il famoso video di Sampdoria a Napoli con Quagliarella che dice a Gattuso: mister, basta, cioè, stai giocando tu praticamente, no? Ho svegliato un ricordo, okay, sì. ok, bene, ecco, per capirci. Quindi sono quei tipi di giocatori che per rendere hanno bisogno di un allenatore così, e quindi di un allenatore che gli fa effettivamente, gli costruisce il piano gara del singolo, perché se no non riesce poi a essere utile per il gruppo. Ecco, sono tutti argomenti, tutte fasi che sono state vissute in questa stagione, che saranno necessarie poi l'anno prossimo, tra un mese, non l'anno prossimo, tra un mese. Perché quando tu devi costruire la nuova stagione, tutte queste cose non possono essere trascurate. E se verrà, appunto, come io penso, confermato Fabio Pisacane sulla panchina del Cagliari, conoscendo l'approccio veramente scientifico di Pisacane al suo mestiere, perché tutto gli si può dire, ma non che sia uno che non studi, ecco, cioè, che non si applichi, ecco, anzi, proprio perché sa di avere dei limiti, esatto, proprio perché sa di avere dei limiti, invece studia tantissimo da questo punto di vista, però quest'anno gli mancava l'esperienza, ecco. L'anno prossimo, con un anno di esperienza, che non stiamo parlando di 70 anni di esperienza, di 50 anni di esperienza, perché comunque non sarà mai Ranieri, ora, magari glielo auguro tra 30 anni, ok, ma ora sicuramente non può essere Ranieri, e si sbaglia a pensare che Pisacane possa, no, essere il Ranieri di turno, il Gasperini di turno, o allenatori così tanto esperti. Quindi, cioè, bisogna capire bene, secondo me, quello che è lo stato attuale del Cagliari, quello che sarà lo stato futuro del Cagliari, e ripartire da questa annata, senza buttare tutto al fiume, perché sarebbe sbagliato buttare tutto al fiume, senza pensare che quest'anno sia stato un anno negativo, perché non è stato un anno negativo, è stato un altro anno di consolidamento, in cui ci sono stati degli elementi importanti che vanno sicuramente sottolineati, e ci sono stati anche dei passaggi a vuoto altrettanto importanti che non vanno trascurati. Però, ricordatevi, l'assoluto non esiste, soprattutto in questo campo. E anche insomma, tolto qualche allenatore giovane veramente, veramente impattante, penso a Fabregas, giusto per fare un esempio vicino a noi. Fabregas è arrivato in panchina con un vissuto vagamente diverso rispetto al 90% dei suoi colleghi, ok? Sì, ma poi dai anche al Pisacane quello che è il giocatore che c'è Fabregas. Peraltro. No, ma soprattutto dai a Pisacane la possibilità di scegliersi i giocatori. Sì. Perché Fabregas fa veramente il manager all'inglese. Sì, fa tutto lui, certo. Assolutamente. Fabregas cioè è il capo e il vertice totale di quella che poi è l'area sportiva. Certo, c'è il direttore sportivo, Charlie Ludi, che è un grande dirigente sicuramente, ci mancherebbe, nessuno vuole sminuire il suo ruolo, però è chiaro che la linea l'ha detta l'allenatore. Questa Nacali, la linea è stata dettata dall'allenatore, vi chiedo? Secondo Assolutamente me no. Assolutamente no. Ma infatti cambierà anche questo il prossimo anno. Avrà uno storico, avrà l'esperienza, voce in capitolo, capire come giocherà. Ci sono tante situazioni, però la base è capire chi deciderà che cosa. Questa è la base. Noi adesso stiamo parlando, ma magari fra un mese è cambiato tutto, o magari non è cambiato niente.
Però ad ora, oggi che è 14 maggio, non si sa. Io penso che sia decisiva la scelta di prendere non tanto un direttore sportivo, ma un direttore tecnico alla Sartori. Quello potrebbe far fare il salto di qualità eventualmente al Cagliari. Non darei mai la mia squadra in mano ad un allenatore, ma non perché sia Pisacane, chiunque. Penso che un modello possa essere quello del Bologna, in cui l'allenatore cambia, la squadra resta comunque sempre competitiva. Ecco. Però è tutto troppo complesso, ripeto, stiamo entrando in un campo in cui non abbiamo nessun elemento. La speranza mia è che finisca questo campionato subito, anche perché nel momento in cui finisce il campionato a salvezza ottenuta, le carte bisogna giocarle per forza. E non è detto che si debba aspettare al 31 maggio, magari iniziano prima. E allora lì iniziamo a parlare di cose concrete, di cose serie. Adesso purtroppo non abbiamo elementi, non ce l'abbiamo proprio nulla. Cioè, vediamo. Così come quando ci fu la questione va via Angelozzi, va via Polito. La sensazione poi alla fine, penso che anche voi siate d'accordo con me, che sia stata semplicemente una mossa per altri fini. Hai messo in mezzo i Cagliari per altri obiettivi, altre situazioni. Non che sia non parlo di fake news, però ecco, evidentemente qualcuno doveva farsi pubblicità, ha utilizzato questa cosa qui. Sì, un po' come il discorso di Esposito, Giuseppe, perché è Esposito è la evidente stessa cosa. che Esposito sul mercato che interessa a Torino, come vi dicendo, perché esce sempre sullo stesso giornale, sempre con la stessa firma. Cioè, è evidente che da parte del procuratore ci sono delle manovre in questo momento, un po' per sondare anche il mercato, Certo. Cioè, banalmente. Poi, tra l'altro, su Esposito c'era una cosa a cui volevo rispondere da ieri. Scusate, siamo lunghissimi, ma tanto poi domani non ce n'è puntata, quindi oggi andiamo dritti. Poi con Giuseppe è sempre un piacere. Finché Giuseppe può, noi lo sequestriamo. No, dicevo, c'è il discorso della rivendita, del 40% di rivendita futura per l'Inter. Ieri leggevo un commento, no, Esposito bisogna tenerlo perché così poi il 40% tra qualche anno, la percentuale resta quella, che tu lo venda a 10, che tu lo venda a 40, sempre il 40% dovrai dare all'Inter. Poi è chiaro che più è alto il valore, più tu introiti il tuo 60% ed è più alto il tuo 60%, ma tanto quello non cambia. Cioè, fondamentalmente c'è poco da discutere da quel punto di vista. Io non credo che sinceramente dopo la stagione cioè dopo quest'anno, soprattutto in un momento in cui il calcio italiano per gli italiani per me vivrà un'ulteriore fase di contrazione, no? Nella valutazione dei giocatori, visto lo schifo di fatto fatto dalla nazionale, non si può pensare che si possa chiedere più di tanto, ecco, per un giocatore che sì, ha fatto bene, ribadisco, perché statisticamente i numeri sono numeri positivi, però probabilmente tutti noi ci aspettavamo un altro tipo di rendimento. Cioè, se pensate che il primo gol fatto da Esposito che porta punti è quello con la Cremonese, no? Dice tutto. Hai detto cioè, tutto. che porta la vittoria, Porta la vittoria. Cioè, questo la dice lunga anche su quello che poi è effettivamente l'incisività di un giocatore sulla squadra in cui gioca. E poi sul discorso, gli ultimi commenti su quanto costa il mister, contano i giocatori e non conta il mister. Sono d'accordo invece con quello che dice Nil, perché sta cambiando il calcio anche da quel punto di vista. Cioè si sta andando su situazioni in cui soprattutto gli allenatori giovani, l'allenatore non è più uno che siede in panchina così, che ti serve per far passare la nottata. No, cioè se tu fai un progetto, il progetto lo fai sull'allenatore, come ha fatto l'Udinese su Runjaic, come ha fatto ovviamente il Como su Fabregas, come farà e sta facendo il Parma su questa, e come in parte ha fatto anche appunto il Cagliari con Pisacane. Io credo che l'anno prossimo
quando poi il Cagliari dovrà decidere effettivamente che tipo di rosa costruire, in base ovviamente a quello che dicevamo prima, no Giuseppe? Cioè se Fiori arriva e dice signori abbiamo 50 milioni a correre sul mercato, così, tac, li mettiamo, a prescindere da quello che è cessioni o acquisti. Noi abbiamo partiamo da più 50, ok? E allora a quel punto con più 50 cambia un po' anche tutto, perché per esempio ti puoi permettere di tenere Caprile, giusto per dire, no? Invece che venderlo e tenerlo un altro anno. Ma oggi sul Corriere dello Sport, sulle parti del Bologna, c'è scritto Castro finanzia il mercato 2026-27. Quindi il Bologna che ha vinto la Coppa Italia l'anno scorso, che ha fatto la Champions l'anno scorso, che ha fatto l'Europa League, insomma una squadra che è chiaramente in crescita anche dal punto di vista economico, rinuncia al suo giocatore forse migliore insieme ad Orsolini, a quello più futuribile insieme a Rowe, perché chiaramente insomma però a quello più futuribile, e cede il suo centravanti di riferimento per poter finanziare poi il mercato. Quindi se lo fa il Bologna non vedo perché non lo possa fare il Cagliari. Poi giustamente come Traccada ci ricorda l'Arsenal con Arteta, ma all'estero è un qualcosa che è già da tempo è un po' più sdoganato. Noi in Italia siamo ancora ovviamente il paese del risultato, il paese conta poi alla fine la classifica e tutto, quindi è un po' più difficile da quel punto di vista. Però è chiaro che se l'anno prossimo il Cagliari con Pisacane dovesse avere una squadra più rispondente alle sue caratteristiche, io penso che cambierà anche il giudizio, chiaramente qualora dovesse andare bene, questo è evidente, però cambierà un po' anche il giudizio medio da parte di chi quest'anno lecitamente a livello di gusto del gioco offerto non è stato soddisfatto. Ok? Magari i più gasati saremmo stati noi. Dottor Fiori, allora stiamo iniziando a contare, a mettere sul piatto a quanti milioni siamo arrivati. Un elemento che secondo me va tenuto in considerazione per il prossimo mercato è anche un altro, soprattutto se dovessi guardare allo sviluppo. Il mercato sarà molto differente da quello degli altri anni, anzitutto perché ci saranno meno soldi e poi non c'è più la valvola di sfogo e i milioni che arrivano dall'Arabia Saudita e dai paesi arabi in generale. In parte perché già, soprattutto negli Emirati, i fondi, i governi avevano detto non finanziamo più il calcio e compagnia cantante. In parte perché purtroppo sappiamo bene i venti di guerra. Quindi attenzione che ci saranno tanti giocatori che arriveranno da quel mercato perché non resteranno più in Arabia Saudita. E attenzione perché ci saranno sempre meno soldi. Questo significa che se tu prima prendevi 3 milioni netti al Torino, all'ordine 2 milioni e mezzo netti al Torino, come si parlava prima di Zapata, adesso non c'è più il mercato arabo piuttosto che il mercato russo che alla fine ti dà quei soldi. Va tutto ricalcolato in base a quello che è successo. Sarà un mercato molto, molto, molto particolare quello che ci stiamo vedendo. Magari con rispunto un Nandez, ecco, adesso sto buttandola così, ecco. Però provata la mezzala di fatica. Sono tantissime, ripeto, tantissime le variabili da qui all'inizio del prossimo campionato. Sarà un'estate divertente, faticosa. Come dice Gianluca, avete capito male, saranno 50 milioni di Fiori. Hai ragione. Mani, capito? Così. Comunque, allora, non ho detto che Fiori dà 50 milioni, esatto. Ho ipotizzato. Esatto. No, anch'io ribadisco perché l'ho detto ieri. L'abbiamo detto ieri. Attenzione alle citazioni. Non sappiamo cosa succederà. Potrebbe anche succedere che, ecco, ma non perché lo stiamo dicendo perché abbiamo notizie o altro. Stiamo semplicemente provando a ipotizzare. Poi, per tornare veramente chiudere il discorso su Pisacane e chiudere anche questa diretta, è evidente che se il Cagliari l'estate scorsa ha puntato su un allenatore esordiente, aveva messo
assolutamente in conto lo scotto dell'inesperienza, lo scotto del poter avere anche una squadra incostante, dei risultati di quella tipologia, e non rendersi conto che fa tutto parte del gioco. Non lo so, ragazzi, cioè, allora lì si diventa veramente critici a prescindere, cioè perché si deve tenere una posizione in maniera acritica, cioè proprio così, basta, cioè io sono di quella posizione a prescindere da tutto, e ci può stare, intendiamoci, ci può anche stare, però ragazzi, c'è tipo adesso Patrizio che dice una rosa da conference. Patri, dai, con tutto il bene, con tutto il bene, forse a Football Manager, forse a Football Manager, ma quando tu hai tanti giocatori che sono delle scommesse, perché sono delle scommesse, perché tu hai preso Esposito che arrivava dalla retrocessione, è arrivato Foloruncio che arrivava da un anno in cui praticamente non aveva giocato tra Napoli e Fiorentina. È arrivato Borrelli che era una scommessa perché è arrivato svincolato dalla Serie B e doveva fare la riserva per crescere, ed è andato in e si è ritrovato titolare per gli infortuni di Belotti. È arrivato Belotti all'ultimo giorno di mercato dopo una stagione decente a Como, ma non di quelle che avevano sicuramente lasciato stropicciare gli occhi. È arrivato Kilixoy che nessuno sapeva chi fosse Kilixoy, nessuno lo sapeva, e comunque nel suo processo di crescita ci stanno anche il fatto di essere fuori forma, di avere appunto un rendimento ondivago in tutta la stagione. È un giocatore capace di quei colpi sicuramente, ma se è arrivato a Cagliari quest'estate, se il Besiktas non se l'è tenuto, ci sarà comunque una motivazione. Sì, ma chi ha preso informazioni su Kilixoy, permettetemi, queste come voi, cioè, non dimentichiamoci che l'estate scorsa, a luglio-agosto, quando è uscita la notizia che il Cagliari è interessato a Kilixoy, era 131, ero io nei miei social a dire attenzione, arriverà con prestito con diritto di riscatto, attenzione, arriverà dopo l'Europa League, attenzione, arriverà dopo, arriverà per 12 milioni, tra l'altro voi state più bravi perché avete messo anche 12 più bonus, io dicevo 12 compreso bonus. Ma chi conosce Kilixoy sa benissimo che dalla Turchia, quelli veri, le fonti vere, non quelle che sparavano, non arriverà mai per 20 milioni, non arriverà a Cagliari, o lo pagate, compagnia cantante, e guarda caso sono le stesse che che stanno inquinando i pozzi della discussione su Kilixoy adesso. Cioè, tutti quanti sapevamo che il ragazzo era un ragazzo comunque difficile da gestire, e che il Besiktas, a rischio anche di perderlo, siccome crede nel giocatore, lo mandava a fare un'esperienza, anche rischiando di perderlo. Purtroppo abbiamo visto questa maturità non c'è stata, non si è sviluppata. Magari, ecco, adesso che torna in Turchia, perché io continuo a dire, siete sicuri che non sia Kilixoy a non voler più giocare nel Cagliari, a non voler più giocare in Italia? Magari adesso torna in Turchia, forte di questa esperienza qui, diventa veramente matura, diventa veramente un calciatore decisivo. Però siamo sicuri che il Besiktas lo voglia riprendere, peraltro? Altro elemento, perché si vede che fai telefonate, Francesco, perché i dubbi ce li abbiamo tutti anche da questo punto di vista. Perché ieri è uscita la notizia sul Milliet, mi pare che si chiama, insomma una delle principali testate del Cagliari, che aveva offerto 9-10 milioni. A noi non risulta al momento, ma a me sembra l'ennesima schermaglia, un po' come Esposito che interessa Torino, Como, Napoli e queste cose qua. No, si sta provando a sondare il terreno utilizzando media compiacenti tu lanci il sasso nello stagno e vediamo, no, quante onde fa, quanti cerchi fa poi la pietra quando cade, anche per capire un po' effettivamente quella che può essere la situazione e il momento. Per cui io non sono certo che Kilixoy tornerà al Besiktas, non sono così certo che il Cagliari non proverà a riscattarlo fino all'ultimo momento, non a 12 milioni credo di no,
Però con qualche milione di sconto, perché no? E magari tu, tenendo Pisacane e tenendo anche Kilixoi l'anno prossimo, magari Kilixoi sa già che se non fa vita da atleta, il giocatore non gioca. Però a quel punto diventa un giocatore totalmente di proprietà del Cagliari, che diventa anche a livello di gestione, ecco, diciamo così, più semplice. Diventa tutto più facile. Però ripeto, stiamo comunque parlando del sesso degli angeli, perché in questo momento non sappiamo, non abbiamo certezza, non abbiamo carte in mano, non ce l'abbiamo noi, non ce l'avete In questo neanche voi. in questo momento abbiamo una fonte, Miliad, che l'anno scorso non ne ha azzeccato una, secondo me volontariamente, che l'anno scorso diceva che Kilixoi sarebbe partito dal Besiktas soltanto per 20 e passa milioni di euro, che adesso rilancia la notizia. Punto, abbiamo questo. La ritenete attendibile? Io non ci scrivo neanche una riga, anzi non perdo neanche tempo. Come dice Matteo Zizzola, la cui moglie, vi ricordo, è di origine turca e conosce bene il mondo turco, dice: in Turchia non c'è attendibile nessuno, cioè di base nessuno è attendibile, perché anche nelle più grandi testate vige il discorso del favore, cioè dello scrivere quello che ti viene detto di scrivere, perché serve a te, serve a me, ci mettiamo d'accordo, spingiamo insieme, vediamo cosa esce. Ecco, quindi anche questo poi va detto. Poi sul discorso che diceva Nil, il Parma, il Torino, il Genoa sono più forti del Cagliari, il livello è quello. Il problema è che cambia, infatti se andiamo a vedere i punti, non è che stiamo parlando di 20 punti di distanza, stiamo parlando di 5, 6, 7, 8 punti, che sono 3 partite, che sono 2 partite. Banalmente, se il Genoa avesse perso col Cagliari la partita di ritorno, o se il Cagliari avesse vinto la gara d'andata senza l'errore di Caprile, chissà, magari anche il campionato del Genoa sarebbe stato più tribolato. Il livello è quello, poi la differenza lo fa il singolo giocatore, lo fa il singolo allenatore, lo fa il gruppo, il rendimento globale, ma il livello è quello. Non si può però pensare che il Cagliari sia una formazione da conference, perché, come diceva qualcuno prima, forse Traccada, c'è l'Atalanta in conference. Sì, e anche se tu hai vinto 3-2 con l'Atalanta, nessuno con un minimo di ragionamento senziente può dire che il Cagliari sia a livello dell'Atalanta o sia più forte dell'Atalanta. No, perché cioè, non mi sembra neanche il caso di dover spiegare perché non è così. Credo che sia abbastanza evidente a chiunque. Però anche lì, cioè, nel vedere le cose, va bene essere insoddisfatti, va bene il tutto. No, non ce l'ho con te, Nil, della conference. Ma infatti il 12° posto si poteva raggiungere, ma perché se il Cagliari era 12°, magari il Genoa era 14°, proprio per dire che il livello è quello. Cioè, sono tutte più o meno dello stesso livello, ok? E la differenza la fa, come dicevo prima, l'episodio, la partita sbagliata. Io non penso che il Parma sia più forte del Cagliari, non penso che il Genoa sia più forte del Cagliari. Forse il Torino è leggermente meglio a livello di valore medio dei giocatori, però ha avuto una stagione sfigatissima, peraltro inficiata da un allenatore che tanti volevano al Cagliari quest'anno al posto di Pisacane, e che ha fatto i danni, e ce l'ha raccontato Giacomo Morandin. L'altro allenatore, io oggi leggevo, non mi ricordo chi è che l'ha detto sul Corriere dello Sport, Vanoli ha fatto un miracolo, ha fatto un'impresa. Anzi, che impresa ha fatto con la rosa della Fiorentina? Che impresa è? Con la rosa, con la capacità. Era i 6 punti che aveva, 6 punti, non aveva ancora vinto nelle prime 15 partite, ma nessuno si era salvato con 0 vittorie nelle prime 15 partite. Questa era l'impresa. Senza dubbio, ma che rosa aveva la Fiorentina? Che rosa aveva la Fiorentina? Aveva una squadra sull'orlo di una crisi di nervi. Io e Luca l'abbiamo visto con mano. È un ambiente sotto, perché eravamo lì nel momento più cupo loro. È un ambiente che era peggio ancora. È stato capace di tenere una barra dritta di una nave che stava affondando. È stato più importante Paratici di Vanoli, perché quando Paratici si presenta lì davanti e dice: signori miei, potete fare tutto quello che volete, ma io vi tengo anche in Serie B, non si libera nessuno, qualcosa è cambiato.
Però signori, anche lì stiamo parlando di valutazioni molto comunque soggettive. Secondo me comunque Vanoli, l'ho già detto qui l'altra volta, ha fatto un grande lavoro e si sta confermando uno dei migliori allenatori di fascia media di questo torneo. Però questa è la mia valutazione. Però ribadisco, con una rosa, un valore di una rosa Assolutamente. anche se depressa, anche quello che vuoi, però guardiamo il centrocampo che ha avuto la Fiorentina in tutta la stagione e guardiamo quello del Cagliari. Cioè, adesso, sì, assolutamente. Allora, ragazzi. però guarda che, ripeto, in quell'ambiente, in quella situazione, quel valore poteva diventare un freno. Perché tantissimi a gennaio, nel momento in cui la barca stava affondando, di quella grande rosa con grandi giocatori, stava scappando. E se non arrivava Paratici, è arrivato poi a fine mercato, ma i messaggi sono arrivati dritti e precisi già da prima, a dire signori non parte qui più nessuno, e vi salvate, anche se non vi salvate state con noi anche in Serie B, molte cose cambiavano. E lì è stato bravissimo Vanori a capire che doveva seguire i giocatori, che doveva tornare alla difesa a 4, che doveva tornare alla difesa all'attacco a 3, che valorizzava anche Gudmundsson, che con la difesa che giocando a 2 non riesce mai a fare, a giocare. Lì è stato bravo, bisogna riconoscerlo. Però ripeto, senza togliere valore a quello che giustamente hai detto tu, che la rosa è una signora rosa. Però lì c'è stato un tocco importante da parte di Paratici e da parte di Valori. Questo secondo me è fondamentale da dire. Comunque vedremo, aspettiamo a fine campionato, vedremo. Vedremo. Vi saluto con questa perla e direi che con questo possiamo anche chiudere in bellezza questa diretta. Ci perdonerà il buon Maurizio Fiori, ma insomma si fa per scherzare, ovviamente. Va bene, ragazzi, quasi 2 ore, lunghissimi. Giuseppe, grazie come sempre. Grazie a voi. Abbiamo sequestrato, ma ti sequestreremo anche più avanti, quindi va bene. Quando dovremo veramente fare la valutazione del campionato? Lì bisogna organizzare una puntata e ci divertiamo. Esatto. Magari con Ivan, con la mattina alla i sera. colleghi, mettiamo 2 ore in ballo, 3 ore con razioni K. Esatto. Buongiorno 131 live tutta la giornata. Esatto. Tutti che si Va bene. Stasera non ci sarà Fanta 131 live, ricordiamolo che ci sarà sabato, sì. Esatto. Voglio chiudere in bellezza. Con chi ce l'hai, Sim Valois? Chi sono i 2 gialloni? Specifica nel commento successivo, così chiudiamo in bellezza. Grazie Nico. Grazie Nico. Grazie. Mi stavo preoccupando che non era arrivato ancora niente. Ho detto che cavolo, Oggi 2 donazioni, Stefano e Nicola, quindi grazie davvero. E grazie anche per tutti i commenti, grazie per il dibattito, perché ripeto, noi crediamo tanto in questo e anche e soprattutto crediamo nella differenza di pensiero, perché è il valore, devo ripeterlo ogni volta perché insomma evidentemente non basta, però qua non vige sicuramente il pensiero unico, e credo che l'abbiamo dimostrato in tutta la stagione, anche a Cagliari Social Arena, e anche quando prima leggevo il commento Matte, vostro amico, vi critica le critiche che portate, e meno male ragazzi, ma meno male, ma io Mattia lo sento ogni giorno, anche stamattina ci siamo sentiti, per dire, la pensiamo in maniera diversa, e quindi non dobbiamo sentirci, non dobbiamo provare a far capire o a far valere la propria voce, anche se la si pensa in maniera diversa. Cioè, non so. Qui funziona così. C'è spazio per tutti. Finché c'è il rispetto, ecco, questo è il solito discorso. Finché c'è il rispetto vale tutto. Sto ancora aspettando la risposta sui gialloni, però vedo che, come al solito, ci si lancia la pietra. Sì, i soliti coraggiosoni che ci sono nei commenti, come quelli che commentano in differita, insomma, che sono coloro che non hanno il coraggio poi di affrontare il confronto
il confronto in diretta, perché la diretta è bella per quello, perché si può dire e si può avere la risposta immediatamente, perché insomma è il bello della democrazia anche questo. Però ripeto, evidentemente fa comodo così nascondersi nella propria pochezza, ecco, diciamo così. Va bene ragazzi, con Buongiorno 131 torniamo lunedì alle 10 come sempre. Domani c'è Aperitorres. Domani c'è Aperitorres. Non so a che orario, però ve lo comunicheremo, perché sabato poi si gioca anche la finale playoff di ritorno tra Torres e Bra, che seguiremo esattamente come abbiamo fatto in tutta queste ultime serie, quindi con pre-partita, post-partita, con parole anche dalla sala stampa, e poi domenica chiaramente parleremo di Cagliari Torino, come sempre col solito standard. Sabato c'è anche la finale playoff di Serie D tra Trastevere e Monastir, quindi seguiremo anche quello. Direi che più o meno ci siamo, poi per tutte le altre cose come sempre state su 131. Grazie Giuseppe Boi. Grazie a voi. Grazie a voi, a tutti quanti, e esatto. Buona giornata a tutti. Andiamo sigla. Siamo sovrappeso tutti tranne Luca Di Leonardo. Esatto. Ciao. Buona giornata. Si può finire così. La sveglia suona, la redazione in pista, Sardegna in diretta, c'è voglia di notizia, storie di sport, un'isola in piena, storie di vita, a voce alta, alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Storie di sport, storie da raccontare, tra il campo e il mare c'è tanto da dire. Alza il volume, fatti sentire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. Alza il volume, fatti sentire, la Sardegna voce è pronta a stupire, un ritmo che batte, che non vuol finire. Buongiorno 131, la diretta, l'esclusiva, tutto in uno, ospiti speciali, non manca nessuno. Buongiorno 131. 131. Anche tu fai parte di un team sportivo e hai bisogno di un nuovo kit? Crea ora la tua identità insieme a Dinicri Sportswear. Avrai subito un 50% di sconto e il riassortimento a prezzo bloccato. Oltre 300 sono le società che si sono già affidate a noi. E tu cosa aspetti? Contattaci subito al 379 244 8537 o entra su dinicri.com.